Il tabellone elettronico, ripreso questa mattina verso le 9, parla chiaro. L'aeroporto civile di San Giuseppe a Treviso, quasi di soppiatto, continua a sopportare più che dignitosamente, dal 5 giugno scorso e fino al 12 prossimo, l'enorme mole di traffico aereo nazionale e internazionale dirottato dal Marco Polo di Tessera per motivi legati al vertice dei 7 grandi in corso di svolgimento alla Fondazione Cini. Al normale traffico di charters, che nella stagione estiva raggiunge punte notevoli con transiti giornalieri di circa 2000 passeggeri, si aggiungono in questi giorni da 30 a 40 voli di linea interni ed internazionali solitamente diretti a Tessera. A qualche giorno dalla fine dell'allarme rosso per superlavoro, il bilancio può già considerarsi positivo. L'aerostazione, sottolineano gli addetti del San Giuseppe, ha dei limiti strutturali e miracoli non se ne fanno, ma tranne qualche disagio per i passeggeri, peraltro limitato dal superlavoro degli addetti, non si può che registrare con soddisfazione un sostanziale tutto ok. La prova era durissima, sottolineano con orgoglio allo scalo trevigiano, ma è in via di superamento. Certo che si è riproposta in questo caso, forse più che quando ci furono gli scioperi al Marco Polo, la necessità della ristrutturazione dell'intero impianto, lanciando così un indiretto ma eloquente monito alla nuova società di gestione perché, dopo aver presentato il progetto di rilancio, possa anche darne veloce attuazione. Paradossalmente, tornando a questi giorni, i problemi maggiori stanno fuori dallo scalo, nei parcheggi. L'appello agli utenti perché evitassero lunghe soste non pare essere stato raccolto e così da mattina a sera si assiste a scene come questa. Risultato: un'ora per giungere in aereo da Roma ed alcune per recuperare la macchina.